Buongiorno a tutti e ben ritrovate e ritrovati in un nuovo episodio di A Come Puntini Puntini. L'ospite di oggi è Francesco Del Piano. Francesco è un sardo trapiantato da 26 anni a Parma e lui di sé dice di essere stato un tempo ingegnere, ma io credo che lui dentro lo sia sempre. E oggi si definisce un restauratore degli interni dell'anima. Recentemente ha pubblicato un libro, questo, che ho sbranato in 2 giorni, e che racconta tutto quello che gli è successo 26 anni fa. Quindi per presentarlo preferisco usare una frase di sua figlia Maria Elena, ovvero mio padre è un uomo che è nato 2 volte e morto 1 volta. Quindi buon ascolto, buona visione e sigla! A Come Puntini Puntini. Un podcast ideato e condotto da Francesco Congio. Ce l'abbiamo fatta. No, mi fermo. Cintura? Mi fermo. Sempre. Sempre, cintura, sempre. Cintura, metto questo nella cintura, guarda, è più comodo. Sì. Io non ti attacco niente alla Morto. camicia. Così. Un po' più basso. Ok, perfetto. C'è un rewind. Ciao! Ciao, eccoci qua. Eccoci qua. Chi siamo? Cosa ci facciamo? Non lo so. Ci stiamo Non incontrando. lo so, non lo so. Beh, la cosa... Devo sono solo arrabbiato con te che mi hai fatto leggere un libro in 2 giorni. Guarda, Avevo altri 5 libri. Stamattina una signora mi ha chiamato Eh. e ho conosciuto l'altra sera in un evento ad Alghero. Ho conosciuto nel senso- Aspetta, sono un po' sordo. Quindi Devo sollevare la voce. poco, sì. Va bene, mi impegno. Impegnati. Mi impegno. Una signora ti ha Una chiamato? signora mi ha chiamato perché ha trovato il numero sui social. L'altra sera ho fatto un evento ad Alghero, ho fatto diversi eventi. Ok. Mi ha chiamato e mi ha detto che bellissimo, fantastico il libro. Lei ha partecipato all'evento e ha acquistato il libro. Ok. Ha recuperato il numero dai social, Ok. mi ha chiamato per in qualche modo darmi un riscontro meraviglioso. Mi ha detto: l'unico neo è questo, che ho litigato con mio marito per colpa sua. Perché Perché ero in spiaggia, dovevamo andare a una cena e ho detto, io l'ho letto in un giorno, E ho un detto, giorno. alla fine della giornata mi mancavano 40 pagine, non Doveva potevo finire. interrompere con mio marito che era lì che imprecava e gli ho detto non posso interrompere, devo finire sto libro. Mio marito avrebbe preso quel libro e lo avrebbe buttato in Ci acqua. credo. No, abbiamo quasi litigato, gli ho spiegato il perché, l'ho convinto, probabilmente inizierà a leggerlo lui, quindi Ah. a quel punto forse riusciremo a fare pace. Addirittura. Vedi, hai rimesso a posto 2 anni Ho rimesso in posto 2 anime in contrasto. il momento di Allora, io ti ho presentato perché prima di entrare in macchina faccio l'incipit e dico Certo. chi è l'ospite. Lascio gli occhiali o li levo? Ma mi piace con gli occhi fuori, si vedono gli occhi. Sono fotofobico. Sei fotofobico, ti dà molto Sì, però dai, fastidio. Ci Ce provo. la fai? Ci provo, nel caso che ero preso. Tra un po' come si abbassa il sole sarà un problema. Perché come torniamo. Che vediamo i fenicotteri, Dopo- faccio... Bene. Da Rischio quando è di che non vieni commuovermi, qua? te lo dico. Da quant'è che non vieni incontro? Molto. Non ci vengo in continuazione, ma ogni volta che vengo sono travolto da questi meravigliosi eventi e non riesco a fermarmi. Meravigliosi eventi, bravo, Bravo. bravo, bravo. Allora, ti ho presentato, ho detto che sei sardo, sei originario di Nuoro, ma hai No, vissuto non a sono originario, sono di Nuoro. Sei di Nuoro, ok, bravo. Hai vissuto a Sassari, Ho vissuto anche a Sassari. poi andiamo sulla tua biografia, Certo. però io ti ho presentato dicendo che tu ti definisci, o meglio, dici di essere stato un tempo un ingegnere, hai Certo, detto. sì, assolutamente. Però secondo me tu Anche un bravo ingegnere, ingegnere. ma sei rimasto così, ce l'hai dentro, mi sa che non ti è mai... No, cioè, io credo che l'arte della vita è straordinaria ed è generosa se noi siamo, come dire, grati. E la gratitudine per me significa prendere e fare il miglior uso possibile di ciò che ti viene consegnato. Quindi quella valigia degli attrezzi, quella dell'ingegnere, del ricercatore universitario e via dicendo, del manager, del Non lo puoi direttore. perdere. No, è un'esperienza meravigliosa che mi porto appresso e ancora oggi mi serve, perché in continuazione dalla valigia degli attrezzi che è cresciuta prendo anche in qualche modo frammenti di quell'esperienza che continuano ad essere preziosissimi. Perché tanto quello che fa la differenza è che nel viaggio dobbiamo costruire in continuazione obiettivi, no? Mm-mm. Quindi più siamo plasmabili, più siamo malleabili
Qui abbiamo la possibilità di rimetterci in discussione, quindi usare una chiave inglese, un giorno per smontare un bullone, un giorno per schiacciare una noce e un altro giorno magari semplicemente per aprire la porta di casa perché non c'è la serratura. Bello. Anche se ti hanno insegnato che la chiave inglese serve per avvitare o svitare un dado. Esatto. E poi ho detto che tu ti definisci un restauratore degli interni dell'anima. Sì. Corretto. Sì, parto dal passo precedente, che è un esploratore dell'anima. Più esploratore? L'esploratore e poi il restauratore. L'esploratore l'ho fatto subito. Di brutto. Quindi un cantiere certamente importante, impegnativo, in cui sono sprofondato un po' come Dylan Dog, no? L'investigatore dell'incubo. Vabbè. Io sono l'esploratore del buio, facevo così. Quindi sto molto buio. Molto, Molto buio. molto buio, quindi esplorando lì ho avuto l'opportunità di sperimentare delle esperienze, trovarmi in continuazione davanti a un incrocio che sembrava uno sliding door continuo. Cosa faccio? Vado via? Stop. Vado via o sto? Vado via o stop? C'è E stato. in questo percorso di esplorazione, avendo avuto la forza e anche la fortuna, grazie al supporto continuo dell'universo, di venirne fuori, a quel punto da esploratore sono diventato, come hai detto tu, No, l'hai detto tu. hai detto tu, Io scusa, l'ho detto io, vero? Restauratore. restauratore. Ascolta, Restauratore poi interni. perdonami perché questa è la presentazione, io non voglio spoilerare nulla perché ho pensato che il libro, questo, vedi, l'ho distrutto perché era al mare anch'io, questo va letto, quindi io l'ho detto, questo è un libro qua, lo dovete leggere, quindi io voglio spoilerare il meno possibile su quello che c'è, Ok. il meno possibile, qualcosa la diciamo, perché secondo me un po' di curiosità la devi Guarda, mettere. parto da un aneddoto freschissimo. Dimmi. Facciamo così. Ho appena fatto un post in cui racconto una cosa che mi è successa ieri notte con un amico cagliaritano. Sono andato al Bastione perché ieri sera si presentava il film di Gianfranco Cavillo, Ne fa Figlio di Bakunin, ma è del vecchio. 1997. Vecchio. Esatto. Era un remake, quindi Un remake. ripresentato questo film, è stato invitato dal fratello Antonio Cavillo, direttore del Teatro Massimo di Cagliari. Sì. E quindi ho trascorso una piacevole serata in cui in quel contesto lì ho potuto fermarmi per quasi 2 ore, sprofondare in quel viaggio di quel film che avevo visto tanti anni fa a pezzi, mai visto però dall'inizio alla fine in continuazione, no? In prosecuzione. Finito l'evento avevamo il piacere di fare un bicchiere, quindi abbiamo detto andiamo da qualche parte, eravamo un gruppetto e abbiamo trovato il primo locale chiuso, il secondo chiuso, Che e quindi ci siamo trovati davanti a un incrocio, era tardi, abbiamo detto, che facciamo? Rimandiamo da una prossima volta. In realtà il piacere di poter fare un brindisi insieme ci ha portato a dire ma sì, siamo stanchi ma facciamo qualche passo in più. Siamo finiti in un terrazzo meraviglioso di Cagliari, A Libario. a Libario, esatto, Quello era aperto. era aperto. Ok. E il caso vuole che lì compare una persona, al di là del chi è, lascio anche il mistero se vogliamo, Ok. ma è una persona che dopo 3 secondi ci siamo incontrati con lo sguardo e abbiamo avuto il bisogno di comunicare anche con poche parole e abbiamo scoperto che entrambi avevamo vissuto la stessa identica esperienza e in tanto viaggiare di questi 27 anni è la prima volta che mi capita di incontrare una persona che mi racconta che cosa si può vivere nel caso in cui un veicolo ti investe a circa 120 all'ora. Tutto uguale, stessa storia. Identico, Ma dai, identico. pazzesca, meraviglioso. Veicolo che ti investe, situazioni di emergenza, possibilità di Resto. vita quasi Stop, non dire altro. Guarda che non devi diciamo- non dire altro. Cioè io, quando tu mi hai mandato, vabbè, spoilerò. Allora, cosa succede? Che io faccio un episodio con un amico comune, un amico comune. che è Gianluca Calabrese, si può dire. Ti salutiamo Gianluca. Ciao Gianluca. Ciao. Grazie di avermi fatto conoscere lui. E tu mi mandi un po' di roba, dico, è il libro compreso. A quel punto ho detto, io non posso non leggere il libro perché io non voglio sapere nulla dei miei ospiti, ma non so, e più curiosità mi spinge alle Ok, domande. quindi sei un investigatore. Eh? Sei un investigatore. Ma un in erba, esploratore. non lo so, un esploratore. Però allora, io invito persone che conosco, cioè Luca lo conoscevo molto bene, lo conosco molto bene, però è venuta fuori un episodio dove mi ha raccontato parti di vita che non sapevo.
E quindi Persona straordinaria. meravigliosa. Persona animo incredibile. Incredibile. Quando vi siete conosciuti? Questo non glielo manco Ci chiesto. siamo conosciuti per tramite di una persona che poi è mia sorella. Anche se ci incontrammo non sapendo di essere presenti nella stessa sala, in fine anni 80, da Padre Piras, Figuriamo, me lo ricordo. nella chiesa del vecchio ospedale, durante i primi incontri di Me lo meditazione, ricordo. quando venni a Cagliari all'università. Tu eri giovanissima, sei più giovane di me, hai un po' 2 o 3 anni di meno di me, ma sei più coetaneo nei confronti di Gianluca. Noi Con Gianluca abbiamo la stessa età. sei del 68 anche tu. No, allora 66. io No, sono del 60 67. 67, lui è del 68. Ah, Gianluca è più Compie giovane. 60 anni nel Mi 2028. frega la sua capigliatura. Ehi. Ciao Gianluca. Gianluca, cioè con tanto amore. Uguale. Cosa ti volevo dire? Quindi, quando tu mi hai mandato tutto quel po' di roba che mi hai mandato, io ho detto no, io voglio sapere il meno possibile, però il libro di impulso. Io intanto mi perdo a guardare i film Guarda di pure il Conte, libro. perché, cioè, Io mi sono preso il libro di impulso e l'ho sbranato in 2 giorni perché non hai no, litigato con tua moglie? assolutamente no, voglio una compagna che manco se ne è accorta che le ho messe, perché lei faceva le pulizie a casa, io andavo prima al mare, me lo sono letto in riva al mare, quindi Beh, posto giusto. è la cornice. è la Tutto cornice il mare che ho nel cuore. Io il mare non lo amo quanto lui o quanto la mia compagna. Allora voi molto Ma di il più. sottotitolo è? Il Ma sottotitolo è? davvero possiamo cambiare il nostro destino? Esatto, sì, secondo me sì, ma lo È sapevo un già. bel punto interrogativo. Si può, e lui l'ha cambiato. Quindi non voglio raccontare niente. Tutta la storia che c'è dietro è meravigliosa, è particolare. Io ho adorato un passaggio, te lo devo dire. Vai. Te lo dico subito, quando parli di Barbara e Michela, le due, Barbara e Monica, no, Barbara e Monica. è Monica, di una delle due, non mi ricordo di chi, tu a un certo punto descrivi il suo sorriso che parte dagli occhi e finisce nella bocca. Sì. Quella è poesia, bravo, ti giuro mi ha emozionato perché l'hai Grazie. detto bene. E poi mi sono emozionato che quasi mi veniva da piangere quando parli delle gare, diciamo questo. Lì in quel momento ho percepito L'avventura sportiva. l'avventura sportiva, che poi tutto il resto sono passi molto profondi dove tu ti metti a nudo, complimenti, hai fatto un lavoro di Scarnificazione. ma di brutto, hai detto di tutto di te. Una definizione bellissima, l'ha data un critico con cui ci siamo incontrati, mi ha accompagnato in un evento letterario a Parma recentemente, che ha definito il libro la scarnificazione dell'essere umano Che, fino a strappare le carni e a consegnare l'anima nella sua crudezza. dicendo anche delle cose balorde, pesanti, di te, quando parli del rapporto con i tuoi genitori, lì mi ha colpito parecchio. E poi niente, stavo finendo di presentarti, così finiamo l'incipit, e ho tirato fuori una frase, ho detto come ti ha definito tua figlia Maria Elena, Sì. giusto? O Mimì. O Mimì. No, Mimì, ma Elena mi incuriosiva questo accento sulla seconda E, Molto sardo. molto? Molto sardo. Molto sardo, quando dice che mio padre è morto, è un uomo nato 2 volte e morto una volta. Sì. E È hai una detto definizione meravigliosa. meraviglioso, infatti ho detto cavolo, i bambini quando gli dici chi è o cosa fa tuo padre o tua madre, dicono le cose più balorde, poi te ne racconto una dopo, ma lasciamo perdere. Niente, quindi partiamo da dietro, questo è l'incipit, la presentazione. Ok. Del libro magari parliamo durante, come vuoi tu, io ti ho detto se vuoi non spoilerare troppo. No, lancio giusto Sì, prego. uno piccolo spot domani alle 19:30. Ma purtroppo noi andiamo in onda fra 2 venerdì, Vabbè, non è una diretta questa, però per 2 venerdì. Tra Comunque nel mese di agosto nel mese di sto agosto chiudendo sì. il calendario. ma stai a però Cagliari sino a tutto io agosto? ritorno adesso, parto dopo domani, dopo Ah, l'evento, torni a ritorno Parma, il ok. 3 il 4 di agosto, qua starò qua sino a più o meno metà settembre. Allora sì, puoi dire quello che Avrò questo- circa 8-10 incontri Ah, pubblici, di presentazione del libro, che non è una presentazione del libro, è come amo definirlo, è un libro in viaggio, è una storia vera
e quindi incontro la gente per raccontarmi con della musica, con delle voci narranti. Guarda, allora ti faccio una proposta in diretta. Certo, Questo progetto, che si chiama Come, ok? prevede anche una volta ogni 2 o 3 mesi, o quando ho un evento da fare, prevede la Come aperitivo. Fa bellissimo. E dentro a Come aperitivo, alla saletta che è il mio luogo, Ok. dopo lo vediamo, faccio degli eventi Live, live. dal vivo. Quindi tu devi venire come ospite Aggiudicato. E Prendo ti fa- l'impegno davanti a tutti. a tutti. Che giorno sarà? A settembre. Quando vieni? E dobbiamo guardare la gente. Vabbè, ok, lo vediamo A dopo. settembre dici? No, no, quando vuoi tu. Agosto, settembre. No, facciamo settembre. Allora, facciamo che apriamo il mese, dai? Primo settembre. Primo settembre. L'ho guardato sul calendario. Se Dobbiamo guardarlo, però tanto lo promuoviamo 15 giorni prima. Il 4 Io- settembre sono a Cavour. Ok, Il 26 agosto sono a Oliena. bene, ma Il 28 agosto sono a Calagonone. oddio mio. Il Ascolta, 29 agosto sono a Capoterra. ok, Alla Notte Bianca. e poi sei più vicino a Cagli, Capoterra, siamo qua. Potrebbe essere il 30 di agosto. Perché hai detto anche musicale? Perché sto creando un format che è un embrione di qualcosa che credo che possa presto prendere uno Ma sviluppo bello! ulteriore. Ma Della musica, delle voci narranti e un dialogo con una persona che in qualche modo mi accompagna a esplorare un po' ciò Bellissimo. che sta dentro e che ha portato al parto di questo libro, di questo diario di bordo. Mi piace definirlo così perché se il mio è stato un viaggio, anzi se è stato un è stato un viaggio. tra l'altro iniziato senza saperlo. Ma aspetta, tu il libro, allora, l'episodio è di 20 anni fa, l'abbiamo visto, cioè No, del l'episodio 2000, è di 26 anni fa, perdono. Ma tu quando inizi a scriverlo questo? Perché ho letto il 2014, o mi sbaglio? Vi racconto come nasce il libro. Sì? Il libro nasce così. Devo per forza, come dire, scoprire un pezzetto. No, quello che vuoi. Io ti sono invitato a non farlo, ma fai quello che ti pare, ci mancherebbe, va bene. Dimmi. Accade un evento molto forte, traumatico, per cui tutto si spegne e sembra finita per sempre. Al risveglio, da questo spazio di limbo, da questo portale, da questa linea di confine tra il qua e là, E là. e il là. Al risveglio chiedo carta e penna perché ho bisogno di insegnare una cosa, esattamente un simbolo, un disegno e una parola. Da quel momento seguono anni in cui la carta e la penna sono spesso al mio fianco per Quindi hanno di raccogliere sogni, hanno di vissuti, sensazioni. esperienze, sensazioni, fatti, Ah, volti, persone, quindi erano veramente frammenti. Pensa che mi sono ritrovato circa 700-800 pezzi di carta, perché non parlo di fogli, parlo di pezzi di carta. A volte poteva essere un foglietto, a volte poteva essere lo scontrino del bar dell'ospedale, davvero? a volte poteva essere il fazzolettino di carta del Bar. bar dell'ospedale. Ma quindi hai rimesso insieme tutti questi pezzi? E quindi ho continuato a conservarli perché avevo bisogno di fermare delle cose che si muovevano dentro. Però non avevi ancora idea cosa farne. No, lo facevo per me, perché intanto Sì. dicevo, è un po' come l'immaginare, questa parte immaginifica che dentro di me è immensa. Immaginare era questo: sto passando per terre sconosciute, sto passando per luoghi terribili o meravigliosi. Se per caso dovessi dimenticarli, mi serve almeno un pezzetto di ciò che accade adesso che sia testimone di ciò che è avvenuto, di ciò che ho vissuto, in maniera tale da dire, eh sì, è accaduto. È come chi fa un viaggio e a un certo punto dice, ma dove sono stato? Quando facciamo le foto abbiamo bisogno poi di prendere, di rubare un pezzettino del tempo presente per poterlo poi rigustare a distanza e ricordarci dove eravamo, cosa stavamo facendo, quali emozioni stavamo vivendo. Più o meno il principio è stato questo, finché appunto non mi ritrovo con è proprio una cassettina di legno che mi ha accompagnato per tanti anni, piccola, mi ritrovo con questa cassettina piena di pezzi di carta, quindi non era altro che frammenti disordinati della mia vita, in uno spaccato ben preciso della mia vita, chiaramente. Quindi quando decidi di incominciare a metterli insieme, Decido di incominciare a metterli insieme quando
ci furono due persone che furono le scintille nel cuore, nell'animo, due grandi giornalisti. Uno era Oliviero Bea, grande giornalista della RAI, che si occupò del mio caso per motivi diversi, sia quello giudiziario che Giudiziario? esatto. Che fine giudiziario? Ma per problemi... Perché ciò che accade all'inizio finì in un'aula del tribunale. Ah, non ne parli. Io quello... Della vicenda giudiziaria non ne parlo. Vedi, questa è una cosa che mi Sarebbe un altro libro, ma non posso ancora, non potrei comunque pubblicarlo, no? Perché ci sono ancora dentro. Non è ancora finita. Siamo in Italia. Madonna, Allora, non possono aprire questa parentesi. Apri qua, guarda che mi fa... Il problema è che apre una parentesi dentro l'altra, ma ritroveremo comunque il filo, e se non sarà lo stesso sarà una treccia colorata e sarà bellissimo. 27 anni fa un ubriaco in contromano mi investe, scappa, ma viene preso velocemente. Da lì si apre una vicenda giudiziaria che dopo 27 anni non ha ancora avuto termine. Punto. Mi fermo solo, non voglio fare commenti perché aprirei capitoli certamente molto disgustosi, ma mi piace ricordare una cosa, che nel 2002 feci un tale rumore sulla stampa, anzi nel 2001, perché proposi, la stampa si occupò del mio caso, ipotizzai la rinuncia alla cittadinanza italiana perché mi sentivo assolutamente, completamente schiacciato da un sistema folle E ci credo. per ciò che stavo vivendo e che, come vi ho appena detto, Non è ancora risolto. E quanto si prevede ancora? Non hai idea? Oppure... Non lo so, Aiuto. non lo so. Ma è ancora vivo il personaggio? Per cui no. Ecco, Però questa è una stanza, a me piace invece entrare nell'altra, quella piena di luce e di doni. Ok? Accade appunto che due giornalisti che si occupano della mia vicenda giudiziaria, e non solo, anche di quella umana, uno era Oliviero Bea, giornalista della RAI, e l'altro grande giornalista sardo, Piero Mannironi, Nuova Sardegna, non ricordo. Sassari, che fu per me un po' mentore da bimbo, perché siamo venuti insieme, lui aveva 12 anni in più di me, ma la sua Moto Guzzi smontata nel garage per me era talmente attraente che da bimbetto piccolo trascorrevo ore davanti a lui passando di bulloni e chiavi inglesi mentre lui smontava e rimontava il suo Hai imparato qualcosa? Ho imparato qualcosa. Quindi ora gli quindi- specchio funzionano sempre. Esatto. E quindi questi due grandi personaggi, grandi penne italiane, Si sono dedicati a te. mi dissero: Francesco, la tua storia sta diventando qualcosa di straordinario, tu dovrai scrivere un libro. Questo in che anno? Ma questo da subito, partiamo dal 2001. Ah, subito, proprio immediatamente dopo. Immediatamente. Arriverà il momento in cui dovrei scrivere un libro, e quando ti sentirai pronto chiamaci, perché noi ci saremo per darti una mano. Ah, Il fatto vuole che entrambi, pochi anni fa, a distanza di forse un anno e mezzo, sono mancati. Il giorno in cui è mancato il secondo dei due, Piero Mannironi, io ho sentito chiaro che era arrivato il momento di avere il coraggio di farlo. Sapevo che mi avrebbero guidato dall'alto, per cui è partita questa avventura, e così ho iniziato a prendere tutti quei pezzetti di carta, quei tovagliolini, quei pezzi di scontrino, e a rimontarli, o meglio, riportarli dentro di me per riattivare quella memoria, perché è la difficile. memoria emotiva in particolare, non solo quella Sei riuscito a seguire il fil rouge del tuo ricordo? assolutamente. Cioè, Addirittura ho devi- diversi capitoli scritti, già pronti, ma non inseriti nel libro perché rischiava di diventare estremamente diventava di voluminoso. 500 Qualcuno dice pagine. potrebbe uscire una serie su Netflix, chi lo sa. O la serie di Harry Potter, almeno. No, guarda, Harry Potter è particolare. C'è qualcosa di magico in questo Sì, in però questa attento esperienza. che, guarda, quando faccio una confessione, tutto quello di cui mi hai parlato, io sono anni che un po' cerco di seguire un po' tutto ciò che, non dico solo spirituale, ma anche strano, che uno non capisce, che è irrazionale. Tutto ciò che va fuori dal nostro controllo Non mi razionale. spaventa più. Prima ero un po' più scettico, ero molto più
coi piedi per terra. Quindi leggere questo libro non è che non mi abbia sorpreso, perché la storia è veramente molto particolare. Ti ha confermato che quella è la Molto via. bravo, mi ha dato delle conferme, quindi hai usato termini, argomenti, parole che mi dicono molti, che ti risuonano tanto, che non vedi lontano dal tuo essere, Sì. dal tuo conosciuto. Ma per certe persone è ancora un po' strana la cosa, no? Che adesso io ho un amico che molti anni fa Tutto ciò che è ignoto e che va fuori dal controllo razionale, dal cognitivo, dal neocorticale frontale, fa Bravo, una grande paura. E paura. la paura ti porta addirittura ad accettare a volte condizioni di sofferenza, di disagio, di complessità, perché la mente ti racconta che fuori da quel recinto in cui tu sei magari intrappolato è pericoloso, c'è il mostro, c'è il Sei il lupo. mostro. A quel punto preferisci una condizione di apparente comfort. Quando si parla di spazio di comfort sappiamo che in realtà è un'illusione, è una condizione di costrizione in cui noi siamo al risparmio. Ti ho promesso il mare. Eccolo. Eccolo qua. No, Però lo, io faccio molta fatica a non scendere dalla macchina. lo immagino, ho letto delle Anche cose perché che sei 40 matto, 48 ore tu sei sto matto scendendo furioso, no, non voglio essere complice di cose assurde, ma le fai. Però, ripeto, quelle cose che sono scritte dentro, se fossero lette in maniera, cioè non in maniera poco preparata, possono far pensare a te come folle. un folle. Ma tu un folle In un po' effetti uno degli sei, ma... ingredienti che per me è stato salvifico è stata la follia. Bravo. Però dobbiamo metterci d'accordo sul vocabolario. Che cos'è la follia? Cos'è la follia? La follia è la capacità di rinunciare al controllo, che Ok? comunque è illusorio, e affrontare ciò che ti accade, sperimentando istante per istante ciò che accade, dandoti il permesso di andare oltre ciò che pensi. Perché c'è una frase molto bella che ho letto di recente: la mente è un grande servo, ma è un pericolosissimo padrone. Ok. È chiaro? È chiaro, sì, perché la mente preme mente. La mente prende potere e mente, il che significa che poi ci ritroviamo in una condizione di assoluta rinuncia all'affrontare quell'esperienza con tutte le risorse di cui l'essere umano dispone. L'essere umano è fatto di mente, cuore e pancia, è fatto di sentire, è fatto di agire, è fatto di percepire, è fatto di ascoltare, è fatto di osservare, ma laddove noi diamo veramente pieno potere e controllo alla mente, rischiamo di perdere la possibilità di vivere delle esperienze che potrebbero essere straordinarie. E quindi per me follia significa abbandonarsi a questo, mettendo la mente al servizio, attenzione, la mente al servizio del cuore. È chiaro che quando usciamo però da uno schema diventiamo soggetti, passami il termine, pericolosi, Non più controllati. ostinatamente incontrollabili, il che significa che uscire fuori da uno schema, da un recinto, primo risultato con cui hai a che fare è che ti viene messa l'etichetta del folle. Ma folle è colui che crea, folle è colui che sogna, e se è vero che i sogni creano la realtà, e allora il folle chi è? È colui che crea. Che crea la realtà, Sì. giusto. Il folle è colui che sa guardare oltre l'ostacolo. Io dico sempre che una montagna come questa che abbiamo davanti, se l'affronto con gli strumenti giusti diventa un sasso, e Sì. con la visione, con l'approccio giusto, ma se un sasso lo affronto con la visione sbagliata diventa insormontabile quanto quella montagna. Ecco cos'è la follia. Senti, ma dopo tutto il tuo percorso, che questo forse nel libro, vabbè, non mi è stato molto chiaro, perché all'inizio è fatto, secondo me, almeno nel mio parere personale, hai fatto un po' una cronologia molto dettagliata di tutti i fatti, più o meno conseguenti, no? La tua... Vabbè, non voglio parlare Qual è la domanda? Bravo, che non ho perso un po' tutte le fasi. Sono scomodo, ogni tanto interrompo e prendo. No, anche io sono scomodo, no, io non sono scomodo, no, non sei scomodo, scusa.
Quando hai iniziato a doverti riprocurare da mangiare nella vita normale, perché hai passato periodi lunghi di degenza, di riabilitazione, anni, e poi ti sei dedicato alle attività sportive, ma stavi lavorando comunque, quindi il tuo approccio al lavoro c'è stato dopo lo stop. dopo lo stop. La ripresa. Attualmente cosa fai nella vita? Oggi Sì, oggi faccio l'esploratore e il ristrutturatore di interni. Tradotto in termini un po' più concreti, sono un counselor, ok, un coach un coach e un motivatore. e un motivatore. Lo fai Lo faccio come libero professionista a Parma, a Parma, ma in realtà in giro per l'Italia. quindi anche online, anche con Online no. No, Online no, perché per me quello è uno spazio assolutamente poco non lo segui compatibile. quello. So che in questo momento creo in qualche modo anche probabilmente un'onda di riflesso che mi ritorna addosso, ma è una scelta ben precisa. Ok. Ben venga l'online in situazioni di Di straordinaria distanza, emergenza. di stagione emergenza. Non solo di distanza, di straordinaria emergenza. Parlare, affrontare, esplorare, vivere l'esperienza con una persona, un professionista come sono io, che accompagna un'altra persona in un momento di difficoltà della propria esistenza. Se manca il respiro, manca l'odore, manca la carne, L'odore, il profumo anche. manca il corpo, quello reale, non quello virtuale. Credo che manchino degli ingredienti. È un po' come adesso, se io dovessi raccontare che cosa sto vedendo, probabilmente sono anche bravo a raccontare, a scrivere, un pochino ci riuscirei, ma se ci trovassimo insieme qua con tutti quelli che seguiranno questo podcast, credo che non avremo bisogno di molte parole, no? No, infatti. Avremo bisogno di vivere l'esperienza, quindi l'esperienza professionale che io ho condotto come in Deve qualche essere modo, certo, come operatore nell'ambito della relazione di aiuto, della motivazione umana, deve essere reale. Ecco perché mi piace pensare che questo tipo di professione non possa che essere svolta dal vivo. dal vivo, per Sì. forza. Sì. Torniamo un attimo indietro, perché c'è una parte biografica che ovviamente nel libro un po' accenni, ma l'avrei fatta a prescindere. Io quando invito qualcuno inizio a chiedergli che scuola hai fatto, ovviamente qualcosina c'era nel Sì. libro, l'ho letta. Eri un bambino felice? Morto. Ero un bambino estremamente felice, Per un po' monello. argento vivo. Ho letto che eri un po' Argento monello. vivo. Perché eri monello? Ma più che Ma monello, perché ti definivano monello? perché il pezzo che secondo me il mio papà e mia mamma ci hanno messo tutto, ma in una distrazione. Tra l'altro sono stato concepito davanti al mare in un luogo meraviglioso. Che cosa? Sono stato concepito davanti al mare in un luogo meraviglioso Che? che è riportato nel capitolo di apertura del libro. Quel posto lì è stato quel posto. scoperto poco prima che mia mamma mancasse. Mi ha confessato che io ero stato concepito là. Sì. Confessato, me l'ha detto, non ci avevo mai pensato. Non ci avevo mai È stato un pensato. posto dove io sono sempre scappato da ragazzino, avevo bisogno di andare là. È il posto in cui mi riconnettevo con me stesso. Pazzesca con questa l'universo. cosa. È stato sconvolgente Sconvolgente. nella sua potenza e nella sua bellezza. Ho Quindi perso sei nato tutto. al mare, sei stato concepito al mare. Sì, davanti al mare, sulle dune di Capocomino. Eccolo lì. Poi ti devo raccontare una cosa in privato. Proprio Non la dico. O meglio, dai che la spoiler adesso, e poi lo diciamo. Dico perché mi ha sconvolto questo fatto, perché a un certo punto tu dici che eri a Parma, no, bugia, la prima partenza che hai fatto, le prime 2 settimane del dottore a Parma che ti dice devi fare 2 settimane, Sì. poi 2 settimane, Sì. poi 2 settimane, e a un certo punto dici Mio cugino Paolo. tuo cugino Paolo, dice a un certo punto devo spostare il volo. Sì. E da lì inizia questo. No, ma non tanto questo, ma il volo quando lo sposti a chi lo chiedi? E citi un nome, Lucio. Lucio. Io ho dovuto mandare un messaggio a Lucio, ma sei tu? E lui, sì, sono io. Nel senso che tu conosci quel È Lucio. il mio caro amico, Sì. non amico, di più di amico. Quel Lucio lì è il marito della migliore amica di Di mia Stefania. moglie, Stefania. di Stefania. Quindi ho detto aiuto, Ma ho detto adesso. come sono piccoli i circoli. Ma piccoli, Quindi mi sono venuti i probabilmente brividi. conoscerà tua moglie, la tua compagna.
No, mia moglie è morta. Ah. Quindi vabbè, comunque questo lasciamo, chiudiamo questo argomento. E Lucio, quando gli ho mandato, ha detto sì, infatti mi ha raccontato un po' di cose, non ti dico niente, ma alla fine Bellissimo. è bella questa storia. È una persona che ho nel cuore. Ciao Lucio. Sei Boh. ti ho stalkerato e sei riuscito a sopportarmi. L'hai stalkerato? Beh, se c'è uno che ogni 10 giorni chiama Lucio, deve spostare, Lucio deve spostare. Vabbè, Lucio è una persona meravigliosa. Molto straordinario. Non ho dubbi che nutri in lui un affetto, una e stima infinita. immensa, sì. Capocomino erano le vacanze, 10 anni di vacanza lì, andavamo sempre da loro. Quindi. Secondo me ci siamo anche incontrati. Ma poi diresti, che io non viso, io sono Anche Paolo, Paolo, il fratello. fratello. Certo che lo Ma io spesso ci crociamo con Paolo, insomma, non Ah, siamo. Sì. ok. Vabbè, dai, andiamo avanti. Quindi eri Monello perché eri argento vivo. E dicevo, i miei, in questo atto di concepimento meraviglioso, si erano secondo me dimenticati di mettere un elemento, Cioè, quello del confine. non avevi il confine. Io non avevo confini, Non avevi o non hai più? non avevo confini, Non ne avevi? sono nato senza confini. Quindi nella vita devo sperimentare. Ah, Quando non hai confine e vivi un'esperienza che non hai mai vissuto, quel confine potrebbe essere il primo passo, piuttosto è pericoloso in quel senso. mettevo anche in pericolo Mamma letteralmente. mia. No? E poi avevo bisogno di scoprire una curiosità. Io credo che uno dei doni più belli che l'essere umano possiede è quello della curiosità. Tutti i bambini hanno una curiosità innata, vanno confinati, protetti, contenuti, ma vanno esortati a sperimentare, anzi a nutrire quella curiosità, no? E in casa ho avuto la fortuna di 2 genitori, mio padre in particolare, che di questo ne ha fatto verbo, no? Il problema è che però non avevo un limite. Tu Per figlio di quanti figli? Io sono il terzo figlio maschio di 5 figli, i primi 3 maschi, io sono il terzo e le ultime 2 donne. Quindi più piccolino di casa, maschio, Il più un po' piccolo maschio viziato. solo colui, ma per niente. Per nulla. No, per niente. Colui che precede le femmine, per cui velocemente. Il primo maschio felicissimo, il secondo un altro maschio, vai, Vai. felicissimo. Il terzo un altro maschio, Maschio. poi è arrivata velocemente la donna, per cui wow! E tu quindi con i tuoi fratelli com'eri? Ma io ero. Visto come? I rompicoglioni? No, allora credo che fossi un po' l'animatore, anzi, oggettivamente un po' lo ero. Loro erano spettacoli gratuiti, secondo me, a volte, Erano più tranquilli, bravi. a volte allucinanti, a volte però fantastici, per cui la risata non mancava con me, per quello che combinavo. Era un incrocio tra Pippi Calzelunghe Ah, e vediamo se tu ti ricordi, penso proprio di sì, certo, Emil di Landenberg. certo. Io ero l'incrocio Un di po' quei due, Monello, un po'. con una grande un po' anche energia femminile, energia. quindi una parte anche di C'è un ego femmina un sviluppato. ego femmina sviluppato, quindi una grande capacità proprio introspettiva, di entrare nella parte sensibile, Scusa, nella parte. nato il 28 aprile, Toro, ascendente Toro. Cancro con la luna in Tana Scorpione. gallina, mamma mia. Ma si possono dire parolacce, lo sdoganato E per quindi bambini. questa parte qua mi dicevi Monello, no, è che mi mettevo nei guai, in quei guai poi a volte compievo delle operazioni straordinarie, per cui insomma dei miracoli, prima il fatto che ancora fossi io, Esatto. no? E succedevano magari delle cose bellissime. Te ne racconto una per raccontarti quanto uno dice, ma quello era Monello, cioè veramente, è Monello. 1974. 74. 1974, sono 6 anni. avevo 7 anni. 7 anni. Ok. Mio padre sta guardando sdraiato sul divano la partita Juventus-Ajax di Coppa, non mi ricordo perché ero piccolino, non mi ricordo, però Juventus-Ajax. C'era solo lui nel salone, sdraiato sul divano. Aveva spento le luci perché era notturno in serale e aveva acceso una bajour, un mobiletto basso. Io mi stavo un po' annoiando e gli dico, babbo, ma la corrente elettrica, perché guardavo sta lampada e vedevo la lampadina e ogni tanto accendeva e spegneva col pulsante, no? Ah. On off. Mi ha incuriosito e dico, ma la corrente elettrica com'è? Perché sai, l'acqua la vedi? Puoi Il toccarla. tubo, per cui gli ho detto, babbo, ma la corrente elettrica com'è? Ha detto, beh, com'è? È una cosa che non si vede, ma è energia.
E io, ma passa proprio dentro il filo? Sì. Ma che forma ha questa energia? Alla quarta domanda c'è una trivella che continua a trapanare l'attenzione di chi si sta godendo la partita Juventus-Ajax. La risposta di mio padre ha detto, beh insomma basta, mollati, stai zitto che devo guardare la partita. Chiaramente quella risposta doveva essere soddisfatta. Quella domanda avevo necessità della risposta. Il gesto è stato fulmineo, ho visto una forbice e ho detto adesso io taglio il cavo elettrico e vedo come tu sei cazzo è pazzo. fatta la corrente. Ma Per tu cui sei ho preso, mentre lui guardava la TV senza che lui si accorgesse, ho preso hai presente la forbice, quella delle nonne, delle sarde, tutta di metallo, bella grande. Sì, sì, perfettamente. In pieno ho dato una trinciata al cavo, chiaramente mi è arrivata una sberla gigante, è andato, è saltato il salvavita, il differenziale. La lama della forbice si è in parte fusa, mi ha dato una sberla, sono finito praticamente quasi sopra il tavolo. Un paio di minuti di stordimento con mio padre che ha vissuto secondo me attimi di angoscia, dopodiché c'è stata la fase successiva, il capitolo successivo che mi ha consegnato 4 o 5 dispacci. Secondo me il più ricordo solo che mi guardava e continuava a dire non è possibile, cioè non è possibile. Poverino. Dove c'era Marco? Marco Verdi. Quindi il matto, ecco, il matto, il monello, per cui non ero cattivo. No, Ero un monello incontrollabile. incontrollabile, esatto. Questo è. Ok. Non ti racconto 7 il primo giorno anni. di scuola, bellissimo. Scuola? Parola. primo giorno di scuola, Alle elementari. all'elementare, ma ne avevo Wow. 5 perché entrai come auditore, si chiamavano così coloro che entravano un anno prima. Anch'io sono entrato a 5 anni, ma ho fatto 5 anni. Cioè. No, io sono entrato un anno prima a 5 anziché a 6 perché in parte sai, avevo un po' assorbito dai miei fratelli, avevo 2 fratelli più grandi che stavano già andando a scuola, per cui iniziavo a leggere, a scrivere qualcosa. In più eravamo in 5 in casa e quindi insomma alleggerirsi di un figliolo per fargli trascorrere un po' di tempo in più Va bene. a scuola andava bene per i miei genitori e quindi decisero di iscrivermi a scuola a 5 anni. Mio padre faceva il maestro in quella scuola, Era maestro. anche mia mamma, Anche tua mamma. anche mio Tutti papà, insegnanti. tutti e due insegnanti. Mio padre era un maestro all'interno di quella scuola ed era molto stimato, sino a quel giorno, quel mio primo giorno di scuola era molto stimato. Poi dopo basta. Poi succede che inizia la scuola e ho il ricordo anche di come era vestita la mia maestra. Tutto, ricordo di quel giorno, ricordo tutto perché fu per me veramente un grande trauma. Perché? Perché ero abituato a vivere libero, giocare, scorazzare, capriolare, saltare, buttarmi giù dalle rocce, arrampicarmi agli alberi, poi magari scendere giù e fracassarmi le ginocchia. E quindi l'idea, immaginati cosa significa, tu prendi un animaletto così E lo metti in gabbia. e lo metti in gabbia. E la maestra ricordo che disse, allora bambini, adesso seduti, composti e in silenzio. Ed erano 3 opzioni che non facevano parte della mia esistenza. Ma addirittura cioè anche singolarmente, quindi sovrapposte era qualcosa di la maschera di Hannibal Lecter praticamente. Per cui il mio cervello pensò subito, io devo scappare da qua. Sei andato via. Allora, ci sono stati 3 tentativi, perché ho chiesto per 3 volte consecutive di andare in bagno per capire come potessi evadere. Ma la scuola era al terzo piano, la classe era al terzo piano della scuola, per cui dalla finestra non faceva, dalle scale c'erano i guardiani. Nel terzo tentativo mi si accende una lampadina perché vedo nel bagnetto dei nani, come lo chiamavo io, no? I bagnetti delle scuole elementari, cioè Dei nani, davanti tutto piccolo, tutto piccolo, e c'era questo barattolo di Vim Clorex. Di? Vim Clorex. Vim Ti ricordi Clorex. che nella Sì, etichetta c'era un pugno e c'era scritto Vim Clorex contro lo sporco più sporco. Quindi era un barattolo grande da 2-3 litri, no? Industriale. Sì, che utilizzavano le bidelle evidentemente per pulire i bagni. Al che ho avuto questa genialata, ho detto ok, io non riesco a uscire, faccio uscire tutti qua adesso. Quindi cosa ho fatto? Ho preso il Vim Clorex, l'ho distribuito in tutti i lavandini del bagno dei maschi, terzo piano, tappando col tappo ognuno dei lavandini. Poi sono andato nel bagno delle femminucce, ho tappato i lavandini e ho distribuito il restante liquido. Ma per fare che cosa? Per Poi ho allagare. aperto tutti i lavandini in contemporanea, ho chiuso le 2 porte dei bagni
le porte generali, fai conto, ma 10 lavandine da una parte e 10 dall'altra che si riempiono d'acqua con questa schiuma che trecima, le porte dei due banchi chiuse, le chiavi le ho infilate sotto, all'interno del bagno, da solo. Sei un vandalo. Diabolico. Vado a chiudere, diabolico, vandalo, ma Oggi credo che avrei almeno 7 certificazioni DHD, DHD, bravissimo, tutto. ADHD, tutto, ipercinesia, tutto. anche la faccina. Ritalin dovevano darti al volo. Ma di Quindi qui cosa succede? Che io rientro in classe, ho detto tra un po' la scuola ci fanno uscire. Entra la bidella, signora, mi ricordo ancora il nome, Pasqualina. Apre la porta, ma l'ha aperta, praticamente ha sfondato la porta. Tutti fuori, signora Esta, perché c'è la scuola allagata, è piena di schiuma. Praticamente c'è una scuola allagata, ma era piena di schiuma, era una cosa ma bellissima da vedere, tipo mamma ha perso l'aereo, no? Una scena del genere. Sono arrivati i vigili del fuoco. no, vabbè. Ha fatto veramente un casino, cioè è stato un progetto scientificamente studiato. Ma ti sei dato una calmata dopo? Tu sei rimasto così anche alle medie, alle superiori? No, ma tu, O è se ci cambiato? pensi, quello che ho appena raccontato non c'era un pizzico di cattiveria. No, era voglia di evadere, voglia di, Sì, ma di ti ho detto trovare- che non avevano messo quell'ingrediente, il confine, l'ho appena detto. Quindi l'ho precisato. Quindi la fantasia e la creatività di un bambino, e io sono ancora oggi estremamente Sì, creativo, così. sognatore, sì. Costruisco delle situazioni, non posso raccontare che cosa ho fatto 4 giorni fa, Non lo puoi non lo raccontare. posso raccontare, però c'è stato un testimone che è esploso a ridere, ma guarda, sei fantastico. Però è ciò che mi teneva vivo, Certo. perché il mondo intorno a volte per me diventava stretto. Ma probabilmente anche tutto quello che è passato l'hai potuto passare perché eri e sei così, Certo, perché hai una forza di volontà pazzesca. Io quello l'ho notato in tutti i passaggi in cui tu Sì. racconti un po' quello che succede e quello che un po' gli altri dicono di te, che tu hai riportato, come ti hanno osservato Barbara e Monica, come ti ha osservato Chiara, la tua allenatrice, Katia, Katia, perdona, ma cioè, Katia, no? memorizzare tutto non è Una donna semplice. straordinaria. Sei andato in Nata il contatto con loro? 17. Eh? Anche lei nata il 17. Lei anche? Nata il 17. Ah, figura. Sai che c'è il 17? C'è il numero, sì, l'ho notato che Che c'è una il giorno ripetizione. dell'incidente. Sì. La numerologia Giovedì appartiene. 17, ore 17, davanti al civico 17, in un'auto condotta A alla velocità 117. di 117 km/h che ricevi. L'ultimo 17 di poche ore fa. Ma hai memoria di quel momento? Di quando vieni sbalzato in aria? Chiarissimo. 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 Non ci Che sensazione è? No, ma dell'istante prima. L'istante prima. Della- Non hai perso memoria di tutto il... Ciò che è accaduto sino a una frazione di secondo prima che chiaramente si spegnesse tutto e quindi andassi in coma. È lucidissimo. L'immagine che ho è la mia mano che sta per toccare la maniglia E dell'auto. poi voli. E poi volo. Mamma mia. Oh, Hai detto una cosa, hai detto, i tuoi medici dicono una cosa che praticamente ti ha salvato l'inconsapevolezza dell'ultimo. Cioè, è se non stata ti sei rigiudito, un'interpretazione che è stata data da loro, ma anche da me, perché insomma, diciamo che la valigia dell'ingegnere c'è sempre. c'è sempre. Ok, nell'ambito di un evento con una dinamica di questo tipo, ci sono alcuni aspetti che non possono che essere messi a fuoco, uno dei quali è la rigidità o meno del corpo che tu vai a incontrare. Se vai a colpire una brocca di terracotta, è più probabile che si spacchi quanto non accade nel caso in cui quella brocca è una brocca di legno. Di legno, esatto. Un materiale che possiede un livello di spacca. elasticità certamente Maggiore. superiore, quindi l'inconsapevolezza, non aver visto l'auto che arrivava perché arrivava dalle mie spalle, Ti ha lasciato morbido. mi ha lasciato morbido. Tra l'altro sono giovane, leggero, con un fisico anche Eri così anche allora, come sei adesso? sì. Non sei mai ingrassato tu, non è mai... È stato grasso quando ero piccolino. E poi dopo magro. E poi sono dimagrito in un'occasione di
ricovero perché ho un rapporto con i traumi molto molto denso. Il primo trauma è accaduto circa 10 giorni prima che nascessi. La prima grande botta l'ho presa 10 giorni 10 giorni prima? Sì. Mia mamma insegnava galtellini, maestre. Ah, Allora le mamme in attesa, in dolce attesa, difficilmente andavano in maternità a rischio. è vero, non si usava. La vita lì, cioè, il parto era qualcosa di naturale, la vita doveva procedere Tutto. seguendo, come dire, un copione che era quello normale, no? Per cui si lavorava quasi all'ultimo giorno. Mancavano 9-10 giorni al parto, mia mamma esce da scuola a Galtellì per poi fare strada per ritornare al lavoro con le colleghe, si rompe il tacco. Oh, Mentre scende dalla scalinata una scuola mussoliniana, per cui è precipitata per le scale, ha preso un colpo molto violento alla tibia della gamba, se non ricordo male la destra, ma il colpo più violento l'ho preso al pancione, giro al nono mese, era proprio no, vabbè. per cui insomma fu portata a Nuoro, fu visitata, non c'erano la tecnologia di strumenti di oggi, l'ecografia, Non c'era l'ecografia, no. non c'erano strumenti di indagine, per cui quello che fu comunicato a quel punto è stare a riposo, vedere Non cosa sapevano succede. minimamente. Non si sapeva come sarebbe andato quel parto, se ci sarebbero stati dei danni, conseguenze. E tu sei nato bene? Io sono andato bene, ma probabilmente è lì adesso che ci penso, rileggendo, forse è lì che ho perso quel pezzo del limite, magari in quella caduta si è rotto, quindi sono uscito fuori che si era rotto il pezzo, quella valvola che mi dava il limite, Può la darsi, sonda. può darsi, può darsi. Senti, hai detto nel libro E lì, in quel periodo lì, cioè, ho messo il primo tassello, mi hai chiesto se ero grasso, Ah, piano, giusto, è vero. pian piano mi sono arrotondato crescendo. E poi dopo quando è Che che a 10 anni 10? purtroppo accade un'altra esperienza abbastanza pesante, drammatica, finisco ricoverato in urgenza, in una situazione critica, al limite, quasi in coma epatico per una epatite alimentare. Ma davvero? Sì, Pure ho quello. fatto circa 3 mesi in camera sterile. Vabbè. A 10 anni lì, a quel punto ho iniziato, cioè, ho perso, sono dimagrito e da lì non sono Ma mai. non l'hai più ripreso, ma il fegato ce l'hai messo bene. Sì, no, ma anche lì vedi da dove nasce quello? Nasce dal fatto che non avendo confine sperimentavo tutto, quindi per me il cibo, per esempio, era tutto ciò che. Ecco, vedi, nel libro non parli mai, ma hai mangiato in tutti quegli anni, non Sì. parli mai di Non cibo. parlo di cibo. Perché? Non lo so, Ti piace qualcosa in no, particolare? io mangio tutto, Sei onnivoro. sono onnivoro. Non hai Mangio rifiuti tutto. particolari, No, non schifi qualcosa, no, nulla. niente. Io ho sperimentato di tutto, anche il crudité. Il crudite. Non ho quelli che generalmente vengono messi nei piatti. Non sei fanatico di crudite. No, nel senso, Lo mangi? io credo aver preso l'epatite virale proprio Ah, sperimentando. 10 anni hai detto, Sì, ma sperimentando cozze crude. e la cosa era nulla, cioè c'era un pesce che Attento perché in quel periodo c'è stato il colera a Napoli, le cozze, non le patelle, tutti, cioè, esatto, le era patate, qua- il mi cannolino, piace dire quasi qualunque animale si muovesse. qualsiasi, esatto, qualsiasi. Esatto, per cui potevano Quindi, essere i gamberetti, i quello. pesciolini secchi con i roccali, Sì. li prendevo e andavano giù, che Mangiavi erano bellezze. tutte, ciao. Era così. Mancava anche lì, mancava il senso del limite. Quindi una domanda ti volevo fare, ma davvero possiamo cambiare il nostro destino? Mm? Perché tu la fai come Come una domanda. domanda? Ma io la rileggo, ma davvero possiamo cambiare il nostro destino? L'hai scritto tu, cosa hai scritto il titolo? No, è il Ma te lo sottotitolo chiedo. che poi è quasi, per me diventa la radice principale di quel libro. Però siccome Lo lascio come interrogativo al lettore sulla copertina perché, Esatto. perché lascio che lui, il lettore o la lettrice, si facciano trasportare, anzi vi do un consiglio, come dicevo l'altro giorno ad una giornalista a Parma, no? Mi ha detto se dovessi consigliare come leggere questo libro, perché qualcuno ha detto che potrebbe essere anche un po' impegnativo in certi passaggi. Io ho detto ma il consiglio che do io è intanto leggerlo senza nessuna aspettativa, d'accordo, facendo il vuoto, facendo, ok? perché ciò che accadrà, e di questo non ne sono convinto, è così, ma mi arriva come riscontro continuo tra tutti, è che dopo un po' io sparisco.
e il lettore si vede proiettato, quasi trasposto all'interno di quell'esperienza, non solo come protagonista per l'avventura, ma per la sua vita, per cui leggendo alcuni aneddoti, alcuni passaggi della storia che racconta la mia esistenza, inizia a riattivarsi dentro la sua persona, di chi legge, a riattivarsi una sorta di rigurgito emotivo di qualche esperienza vissuta in cui il lettore sente che c'è risonanza, no? Ma la potenza del libro credo che sia, e questo me lo rimandano un po' tutti, nel fatto che dà una chiave di lettura diversa, cioè si può vivere un'esperienza, ma si può vivere in una maniera diversa, che non è più ordinaria, è straordinaria, ma intendendo con questa attenzione non un aggettivo per cui bellissimo, bravissimo, no, straordinario significa fuori dall'ordinario. Ok, Perché posso pensare che io nella mia esistenza, io Gianna, che sto leggendo questo libro e leggo questo capitolo in cui a Francesco accade questo fatto, che attiva una risonanza in me, ma posso io pensare di provare a traspormi e quindi prelevare quella esperienza là, Francesco, e portarla nella mia vita, quindi posso affrontare io ciò che mi sta accadendo in questo momento, utilizzando in qualche modo il vestito, gli occhiali e gli strumenti che ha utilizzato lui. Ok. Allora, ti volevo dire una cosa perché Possiamo cambiare il nostro destino? Non è che possiamo cambiarlo, siamo gli unici che possiamo scriverlo. più che altro, ma il destino cos'è? Cioè anche lì dobbiamo costruire È lunga la cosa. Dobbiamo Infatti- costruire insieme un vocabolario. No, perché nel momento in cui ho iniziato a leggere il tuo libro, c'è tutta la parte della reminiscenza, dell'esperienza, non chiamiamola premorte, ma quando sei in coma tu hai un'esperienza di premorte, no? Quando parli Certo. di quello. E allora mi sono saltate subito a memoria, non so se tu conosci, ho letto 2 libri di Piero Carlo Parisetti, Parisetti. Sì. e io mi sono proprio appassionato quando lui ha raccontato, lui è un medico che dà totale razionale, scientifico, si appassiona a un argomento che di scientifico e di razionale ha poco, o meglio, ha molto rispetto al fatto che c'è dietro una ricerca enorme su casi, e tu sei un caso, Esatto. tu sei un caso, quindi lì mi ha fatto pensare a quanto, io quando leggo queste cose trovo delle risposte a delle domande enormi che ci poniamo, quindi tu hai detto fatto dei passaggi rispetto al fatto che chi legge il tuo libro può benissimo essere lui il protagonista, l'attore, dice, Lo diviene. lo divieni No, quello per che fa stato forza, tu. lo diviene per forza. Quindi hai anche, nutri nel lettore una speranza, una di reazione, 2 di possibilità al fatto che oltre la vita non è detto che non ci sia nulla, che siamo energia, che tutto intorno è energia, quando tu chiami universo è energia, che l'universo ti dà se tu lo chiedi. E mi è capitato 1000 volte, non quanto a te, non mi permetterei mai, ma anche nel mio piccolo, ogni volta che ho desiderato, sognato, pensato, immaginato qualcosa, mi è arrivato. E quindi questo cos'è? Energia. Assolutamente. Noi siamo una macchina che ha un potere, ciascuno di noi, macchina, no? Siamo degli esseri a cui è stato concesso un dono straordinario, un potere immenso. Noi siamo fatti, Concesso? Da chi? Da cosa? è stato concesso, donato, riposto dentro di noi un frammento di qualcosa di divino. Generico? Sì, è divino. Divino. Un frammento, una scintilla. E io uso sempre la metafora mi piace anche la parte, come dire, immaginifica, fatta di immagini anche. Tu sei padre? Sì? Benissimo. Tu ti ricordi quando hai fatto la prima ecografia, quando è stata fatta la prima ecografia al ventre della persona con cui tu hai creato vita, quando ti è stato fatto vedere quella lucina che a un certo punto certamente la dottoressa ti ha detto: scusi papà, vedi quella lucina là? Ecco, quello è suo figlio, quello lì è il cuore che batte. Ok, bene. Quella scintilla, no? Utilizziamo questa metafora, quella scintilla là
è la scintilla che è stata riposta in quell'istante e che ha iniziato a dar vita ad una storia unica e ripetibile per ciascuno di noi. Allora, noi rinunciamo ad esplorare dentro, ecco perché l'esploratore, ad esplorare dentro, ma che meraviglia, mi emoziona proprio. Dei fenicotteri, Sono pardon. dei Ho fenicotteri distratto un d'oro. attimo perché sono qui da C'è gente a Rubia. Bellissimo, ragazzi. ricordo tutti i giorni. Però invece, per te che magari li vedi meno, No, vabbè, ho proprio voglia di trascorrere anche degli spazi di tempo un po' così in questi luoghi adesso. quella scintilla Quella scintilla è ciò che contiene tutto. Da ingegnere non ho mai dimenticato quello che in qualche modo è stata la mia esperienza formativa, parlo proprio anche solo della parte formativa. È una delle materie che a me mi ha affascinato da sempre, è stata la fisica, ma in particolare la meccanica quantistica. quantistica, infatti quello La volevo fisica chiedere. quantica. Allora, tutto è uno. Tutto è uno. Tutto è uno. Noi possediamo dentro qualcosa di straordinariamente potente, ma siamo figli di una società che ci ha portato sempre di più in uno spazio che è quello razionale cognitivo, mentale, il pensare, il fare e l'essere, non lo stare. Non lo stare, cioè Stare significa stai in contatto con ciò che accade, stai in contatto con te, con ciò che ti sta accadendo intorno. di qui a ora. Vedere e guardare non è la stessa cosa, ascoltare e udire non è la stessa cosa. Noi produciamo in continuazione una serie di interazioni continue col mondo esterno, ma che sono tutte ricollegabili sempre ad un'unica, come dire, ad un'unica forma pensiero, vanno tutte in un'unica direzione, che è quello noi dobbiamo fare, dobbiamo essere, dobbiamo realizzare. Oggi siamo la società che ha spostato totalmente verso la prestazione la propria esistenza. Giusto. La prestazione è stata anche per esempio di apparenza, devi apparire, devi essere, quanto hai realizzato, dove sei arrivato, tant'è che si parla in continuazione di crescita e sviluppo, E di a volte successo. è di successo, ma voglio dire, siamo orfani ormai di insuccessi, di frustrazione, di dolore, di paura, Non ho di raggiunto il separazione. Non hai fatto il Tutto successo. diventa oggetto di fallimento se non rispondi in maniera istantanea ad un format che ormai è standardizzato ovunque e che sta diventando sempre più rigido. Per cui un bambino a 7 anni, se non ha realizzato un certo tipo di progetto, so che sto dicendo delle cose molto forti, ma non me ne frega letteralmente nulla, viene certificato. Bravo. Ma l'abbiamo visto quel bambino, ma il bambino dentro l'abbiamo visto, abbiamo provato a creare una relazione. Io credo che Francesco Del Piano non sarebbe qua se in quell'epoca lì esistesse un meccanismo di osservazione, per esempio, dei bambini e procedure, protocolli sul sviluppo della crescita del bambino. Non sarei qua perché sarei stato rinchiuso a qualche parte, perché io le certificazioni di oggi le avrei prese tutte come le figurine di bambini. Ce l'ho, quindi mi avrebbero interrato. Non internato, è interrato, cioè messo in una gabbia sottoterra. Oggi Oggi è così, ma Oggi questa prendo- roba qui, questo riverbera anche nel mondo degli adulti. certo, Quindi inizia da siamo- lì. Inizia da lì. I nostri figli sono subito diagnosticati con diagnosi, tutti con diagnosi. Noi eravamo tutti senza diagnosi, ma eravamo Allora, dislessici, qualche anno fa io dislessici. sono stato invitato ad un evento in una facoltà di medicina in Italia come testimonial in virtù di una certa esperienza sportiva meravigliosa e straordinaria che ho potuto vivere. Quindi come grande atleta di uno degli sport della nazionale, ero grande atleta della nazionale paralimpica di nuoto, ok? Recordman ho fatto, non mi ricordo più, 17-16 record. Bene, sono stato invitato in un'arena di medici in cui dovevo raccontare della mia esperienza, non tanto di quella sportiva, o meglio, Quella la relazione la- tra lo sport, ok, e il percorso di
qualche modo guarigione in caso di lungodegenza, perché io ho fatto tanti anni in ospedale centri di cura, e ricordo che al professore che mi invitò io dissi: vengo solo se ho carta bianca, Posso dire quello che voglio? devo dire ciò che sento, ciò che penso, e posso essere anche scomodo. Lui si fidava di me a sufficienza, anche se i primi 5 minuti in cui gli tremavano le gambe stava cagando sotto. Perché? Perché l'approccio che ebbi con i medici erano tutti quanti specializzati in neurologia, neuroortopedia, neurofisiatria. La prima cosa che io avevo necessità di consegnare a loro era uno specchio, dandogli la possibilità di guardarsi e di rendersi conto che erano aridi di alcuni temi. Cioè, la vostra è una professione, una missione meravigliosa, ma ricordatevi che ciò che cura è la relazione. Quindi c'è una persona che ha una valigia degli attrezzi magari anche ricca, densa, immensa, siete voi, e poi c'è una persona che sta vivendo un momento di sofferenza e difficoltà a causa di una malattia, di un trauma. trauma. Benissimo, ma se voi non incontrate la persona, non andrete né voi né lui da nessuna parte, E questo perché è un percorso che è fallito già in partenza. È come se qualcuno sta guidando la moto, si ferma per dare il passaggio a qualcuno. Io ho guidato la moto, tu anche. Se qualcuno sale in moto e ti chiede il passaggio, immaginati che questo qualcuno c'ha pure il suo zaino, ok? Ma si siede al contrario, quel viaggio sarà infernale per tutti e due. Secondo me andano tutti e due, per cui dobbiamo andare tutti e due con lo sguardo rivolto nella stessa direzione. Addirittura chi sta dietro si abbraccia il motociclista. Allora la metafora è quella: quando c'è il carico, te sei attaccato al volante e lo sai guidare, sei tu che devi guidare, ma si deve anche lasciare trasportare. Si deve lasciare trasportare, quindi vedi che si aggancia, ti devi fare agganciare e tutti e due dobbiamo guardare nella stessa direzione. Bella questa, mi piace molto. Senti, qui siamo già oltre l'ora. Sì, ma è così, io sono un fiume. Ma dico, potremmo fare anche 10. Sono una sorgente carsica. Ti devo bloccare, certo. Ti devo chiedere ovviamente la domanda di rito, siccome questo progetto si chiama Come. Come? Devi dirmi una parola con la A che sia il titolo di questo episodio. Quindi come, puntini, la parola che mi dici, che sperando che non sia la stessa che mi hanno detto gli altre 60 persone, che non è facile, però è possibile. Niente, quindi come? Come? Cosa ti viene in mente rispetto a quello che mi hai raccontato, rispetto a quello che ti ho raccontato? C'era molto chiaro, no? Aiuto, spero che non sia qui, dai, ti prego. Ascoltatevi. Ok, te la concedo perché ascolto l'abbiamo già detta, però ascoltatevi dentro è tua. Ascoltatevi dentro. Bravo. La posso prendere? Ok. Ho avuto paura che fosse già detta, che lo devo ascoltare. A Rodugo, ma secondo me la può dire a Rodugo. No, però uno mi ha detto una parola sarda. Cos'era? Rodugo no, però era troppo belli. Arrori. E a Sibiri l'hanno detto sicuramente. A Sibiri no. A Sibiri è bellissima. Cosa scegli? Ascoltatevi? Sì, no, no, perché quello che ho sentito. È giusto, ascolto. Allora, grazie. Domani riesci a venire? Dove? Domani c'è un evento enorme al Lazzaretto io. Non mi hai detto nulla. Te l'ho mandato. No. Aspetta, poi parliamo. Ci dobbiamo salutare. Quindi ci dobbiamo salutare. Grazie Francesco, grazie per essere venuto. Io un arrivederci. Arrivederci. Dove? Come? Quando? Ci vediamo da me con lui anche, perché tanto abbiamo deciso che lo facciamo a settembre. Adesso definiamo la data. Comunque chi ha partecipato al podcast come ospite è invitato. Quindi sono la Monfenera era la caserma dove fate il militare. Qui l'hai fatta? Sì, 4 mesi in punizione qua. Sì, ovviamente ero là al reggimento Fanteria Corazzetto, ma ho combinato una cosa per cui mi hanno mandato in punizione qua. Ma figura, non avevo dubbi. Non abbiamo resistito. Certo. Eravamo in 5, abbiamo portato il carro armato sulla riva, ci siamo spogliati, siamo entrati in acqua a fare il bagno durante l'esercitazione in atto. Ma dove? Li ha al poligono di Teulado, io ero un carrista. Eri un carrista e guidati i carri armati? Sì.
però avevamo bisogno di andare a farci il bagno. In 2 abbiamo convinto tutto il resto della squadra, abbiamo parcheggiato sul bagnasciuga il carro armato, ci siamo spogliati, abbiamo fatto il bagno, ma durante le esercitazioni tutti bombardavano e noi ci facciamo il bagno. Avete fatto bene, strabene. A Rodugo, cioè, A Rodugo. ma basta con questi proiettili, queste bombe, ragazzi. Che schifo. Grazie. Ciao. He's just a snake in the grass. He's just